Si avvicina a grandi passi la soluzione della nomina degli assessori regionali in giunta del neopresidente Renato Schifani. Al partito della Meloni, Fratelli d'Italia, dovrebbero andare 4 posti. Questi sono gli accordi fatti dal coordinatore regionale Giampiero Cannella, come esplicitamente richiesto, a patto e condizioni che 2 figure assessoriali siano donne. Stando alle previsioni dovrebbero essere una l'agrigentina Giusy Savarino, che dovrebbe andare al territorio ambiente, fedelissima dell'ex presidente Nello Musumeci, ora ministro con la delega per il sud e il mare. L'altra si tratterebbe di Elvira Amata, mentre per gli altri 2 posti dovrebbero andare 2 figure maschili, uno dovrebbe essere Alessandro Aricò, l'altro Giorgio Assenza. Una partita ancora aperta sul nome potrebbe essere quella dell'ex assessore Razza, già alla sanità, sponsorizzato fortemente dall'onorevole Nello Musumeci, ora ministro. La concertazione è aperta, per Schifani potrebbe essere un problema da non poco, visto che sempre il Presidente ha dichiarato di non volere assessori esterni non eletti direttamente nella sua giunta, in quanto una decisione in tal senso spingerebbe anche gli altri partiti della coalizione a fare richieste analoghe sia per la Lega che per Forza Italia, in particolare su deleghe che vorrebbero essere assegnati a degli ex non eletti. Non ce l'hanno fatta alle elezioni. Diversi sono i casi in tal senso, uno di questi potrebbe essere l'agrigentino Carmelo Pullara. Per la Lega le deleghe sembrerebbero essere già definite, una al catanese Luca Sammartino e l'altra al palermitano Vincenzo Figuccia, e Marianna Caronia prenderebbe il posto di capogruppo all'Ars. In Forza Italia si sta decidendo il nome delle donne, la favorita è l'onorevole Margherita Larrocca Ruvo, agrigentina e sindaco di Montevago, mentre Edi Tamaio andrebbe all'economia. Intanto oggi è prevista una riunione del gruppo di Forza Italia indetta dal presidente dell'Ars Miccichè, che incontrerà i suoi. Miccichè ancora non ha sciolto la riserva se va a Roma o no, ma ancora ha tempo per farlo, e riaccarezzerebbe l'ipotesi di un nuovo mandato a presidente dell'Assemblea regionale siciliana, incarico che però è molto ambito dal meloniano Gaetano Galvagno. Per ciò che riguarda gli altri posti in giunta, 2 andrebbero alla nuova DC di Totò Cuffaro e 1 all'MPA di Lombardo. Cuffaro avrebbe designato, a meno di ultime sorprese, la palermitana Nuccia Albano e il catanese Andrea Messina, mentre come capogruppo sarebbe stato designato l'agrigentino neoeletto Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera, che al momento sta formando il partito in provincia, con quotidiane adesioni nei vari comuni, ultima in ordine di comunicazione quella avvenuta a San Biagio Platani con Cinzia Notonica, nominata commissario cittadino del partito, come quella avvenuta a Casteltermini, ove è stato costituito il coordinamento cittadino con la nomina di Maurizio Giuliano commissario, Giuseppe Amato e Carmelo Salamone come vice. Per il partito di Lombardo l'assessore dovrebbe essere l'agrigentino ed ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Roberto Di Mauro, cui sarebbe assegnata la delega dell'energia e dei rifiuti.